Vogliamo cominciare? Finché le crisi o altre stime? Fino a una. Fino a una. Comandi? No. Se tu dici Danilo, dilli subito. Sì, no. Sta preoccupato, poi svelerà. Buongiorno a tutti, ci mod vadia, perché chi la è fondamentale, anche se io vengo di una zona dal Friuli, che si dice adesso, ci mod vadie, ma sai che chi ha da elle, si fa vedere con la finale, no? Vero? Dici mi sei vera? Sì, si sono cattatoni. Qualcuno non capisce, dice. Ah, qualcuno non capisce. Beh, sono affari stieri, no, perché non capisco. Ma tu arrivi da? Dove arrivi? Arriva da lontano, però volta. Треба говорити српски и хрватски. Ah, hai capito. Capisci anche Non capisci noi di Furlano? No. Complimenti, perché intanto mi rispondo. Da noi male come loro, io dico che non capisco. Però noi passeremo un'altra viaggia dedicata appunto alla lingua, alla cultura e alla letteratura furlane e in lingue furlane. Mi dispiace, è l'unico che non capisce. 1, 2, 3, 4. Ma no, passeremo in maniere, no? Di farlo capire, è l'unico che non capisce, però mi hanno alzato la mano. Ma continuano a capire, che già ne viene l'opera. Però, appunto, come ti dicevi, voi sin chi si sono tutti tiersi, Faccio una seconda. anche secondi. Ah, boh. Intanto sono presenti i miei compagni di avventure e di viaggio. Allora, Alessio, Alessandra, Arianna, Mauro, io sono Claudio e Giuliano. Va bene? E voi venite Anita che hanno fatto la filmadora, come che dice adesso, in Sud America. E si inchipa questo incontro dedicato alla lingua, alla cultura, alla letteratura in lingue furlane e questo incontro si chiama Fas Furlan. E per dimostrare l'utilità, le possibilità linguistiche della lingua, già Fas Furlan può avere due significati. Fas Furlan, qualcuno può tradurmi le due parole Fas Furlan in italiano. In italiano tutto si sfigato. A te. Beh, qualcuno mi va di scelgi, Fas Furlan in italiano ci vuole dire adesso. Bravo, ecco, però se quando si capisce di due parole, Fas, dopo che capisce la parola Furlan, e facesse una sorta di cesura dopo la lettera R, cesura, tai, e dividesse la parola in due, Fas Fur, e dopo viene di Mollan, dopo la L mettesse un apostrofo, avremo Fas Furlan, che, prego? Sì, fai fuori Bravo, complimenti. L'ho scritto ieri. Devi sbagliare io. Bravo, complimenti. Per dimostrare che insomma, col Furlan si può giocare anche e nelle lingue ne vuole duttile appunto e studiare Furlan non significa non poter studiare altre lingue, anzi al contrario, e lo dimostreremo. Boh. Considerate che guardi tutti capiscono la lingua furlana o quasi tutti, salvo 3-4, e pensi che se io uso una parole, ad esempio, prima che usi una parole, guardi sfevelai quotidianamente in furlano? Cui affevela quotidianamente in furlano? Con cui? Con i tuoi genitori, bravo. Con i nonos, con i compagni di scuola? No. Boh, qualche un altro che alfabele furlan? Tu? Menona. Punto nona, benone. Mi fa spiacere. Ti capisci? Sì. Boh. Però No, furlano italianizzato. Cioè, fammi un esempio. Non sai, non so. Dici. Non mi viene in mente. Non ti vedi? No. Boh.
interpellarinto no. Anche in italiano però compagni. Dimmi? Abite, ecco, abite già le parole. Lui dice adesso in fulano è a sta. No? Sì, ma va bene, è tutto italianizzato un po', ma va bene. La fulana diceva Pierpaolo Pasolini, mai sentito parlare di Pierpaolo Pasolini? Boh, diceva, la fulana vuol dire favela latino. Perché che viene in dubbio di lì, italiani, fulani, francesi, spagnoli, pensi. Tutti vengono di lì, rumeni, vengono in dubbio di lì, in qualche maniera. Boh, qualche donata che al fevele furlan quotidianamente, non ti domandi a te. Qualche frutta, ecco. Qui nei parini. Con l'amiche. Ah, ecco, il fevele beh no. Altri? No. Boh, va bene, quattro. Se altri, se io us dice Pignalur, in furlan, non svegli l'idea di chi sto in fevelano? Prego? Falò, bravo. In furlan, chi si dice Pignalur? Pignalur? Beh no, ecco, però in furlan si può dire Pignalur, il fogolone appunto, quel che si fa, io dico adesso fogolone, quel che si fa il 6 o anche il 5 di Genà, alla Befana, si può dire in tante maniere. Se Mauro, a nos dice, in maniera che si può dire. Si può dire con una schiera di nos che come lo spazio in rassegna. Vedo c'è tecnico. Sì. Allora, Fuc dall'Epifania, Fogoron, Fogarizze, Fugarizze, Pignarini, Pagnarili, Pagnarul, Paiarul, Paiarili, Paiatili, Medili, Midili, Burielon, Boreon, Mieli, Seimo Panevin, Pagnaroi, Falò, Fofolò, Fale, Fogule, Epifanie e anche Avent. Panevin, la grazia di Dio, ognun darin. Ecco, si può dire appunto in tante maniere, e Stiefin Morat, che è un poeta trascolone, paladesi un calvato, Un sigaina. ecco, campagna di Morsan al Tiliment, di là da Laga, sapete che il Tiliment è un segno geografico ne vuole importante per il Friuli, si fa vedere di là da Laga e di qua da Laga, a seconda di dove si è stato. E qua questo si chiama Tor Milagis. Tor Milagis. Se che sono i risultativi dei Ecco. sorgenti. E Stiefin Morat lo chiama appunto Pignalur, come che lo chiamano qua. Demilis mans, demilis tant, ed emil cercli crot dal vostri bal, colì devant. Ed emil grotti fuise stex, il vostri an calart. So io il brusal salt, so la tamossa il tai di blanc spicchiat. Io so la mar e lui a fuart berlat. Qui sta tu là e per cas poiat. Demilis mans, demilis tant, ed emil vostri balla, vostro muart, che da questa cercli fuart si spantarà, che da questa chiant bastard si basterà. Ecco, che chi era le Stiefin Morat, ma si vede che